voglio salutare il Presidente Conte che è con noi stamattina ad Agorà. Buongiorno Presidente, buongiorno Tommaso. Buongiorno a tutti. Allora, Presidente, io ho iniziato scherzando un po' con il pallone, ma insomma, lei è romanista come me, ieri tripletta di Dybala, invece voi avete vinto ai rigori. Ai rigori anche ai tempi supplementari, poi certo hanno cercato, a un certo punto sembrava volessero portare via il pallone, insomma non arrivavano più le sezioni, No. si bloccava tutto. No, ma infatti avete vinto, tra l'altro, perché adesso Truzzo farà una conferenza stampa qui, ti segnalo, alle 10. Bontà sua. Non ho ancora parlato. Però mi sembra che la vittoria è una vittoria sofferta, ma una vittoria netta, importante. E con questo passaggio sicuramente noi diamo la sveglia anche al governo a Roma, diamo la sveglia, ma il risveglio di Giorgia Meloni non sarà felice, perché chiaramente hanno molto da interrogarsi, soprattutto ha molto da interrogarsi secondo me proprio lei, Giorgia Meloni, la nostra Presidente del Consiglio, perché la tracotanza, l'arroganza anche con cui ha gestito, non solo sta gestendo la politica nazionale, ma ha pensato anche di gestire questa partita regionale, non paga e ne vediamo le conseguenze. Senta, a proposito di partite locali, il Movimento 5 Stelle però era rinomato per perderle queste partite, un po' la maledizione dei rigori, la maledizione delle regionali per voi, è cambiato qualcosa? Ma innanzitutto col nuovo corso abbiamo iniziato a costruire piano piano, perché occorre tempo, stiamo facendo un lavoro sui territori, abbiamo 230 gruppi territoriali e quindi sicuramente in questo nuovo corso si inizia a vedere anche i primi risultati che ci ripagano del grande impegno, ma sicuramente continueremo a farlo anche negli altri territori. Da questo punto di vista, ecco, noi vogliamo offrire anche a tutta la comunità nazionale una classe dirigente con la scuola di formazione competente, preparata, capace e molto onesta. Senta, a proposito di metafore sportive, sempre che non vogliate intervenire da studio, ma io ho un'altra metafora sportiva perché si parla di campo, campo largo, ieri addirittura c'erano gli urrà per il campo largo, ma intanto è un campo largo o è un campetto da calcetto? Perché avete vinto senza un pezzo, senza azione, quindi quali sono i confini di queste alleanze? Funzionano? Avete parlato con Elly Schlein nel corso della notte? Questa è una vittoria che vale anche di più tenuto conto che c'è la candidatura di Soru, che sicuramente con azione hanno cercato di pescare voti nel campo progressista. Quindi diciamo una vittoria che vale doppio. E abbiamo dimostrato anche che quando c'è un progetto credibile, serio, costruito per bene e sagomato sulle esigenze della comunità locale, regionale, il progetto può essere vincente, ancora di più vincente e competitivo, piuttosto invece che creare un cartello di sigle che poi diventa, mi passi l'espressione, più che un campo largo o giusto, come noi diciamo, diventa un campo minato, dove il giorno dopo inizi a governare e non riesci a offrire risposte perché inizi a dividerti su tutto, dall'ambiente ai trasporti alla sanità. Quindi sta stabilendo dei confini che sono questi, col PD, con Verdi e Sinistra sì, ma con altri no. Io credo che la chiarezza, la linearità, gli obiettivi chiari, condivisi, anticipati paghino. Quello che Giorgia Meloni sta pagando, l'abbiamo visto, è una campagna elettorale piena di promesse e adesso tutte giravolte. Tutte ovviamente false promesse si stanno rivelando quelle fatte in campagna elettorale, quindi è meglio avere un progetto politico con obiettivi chiari, ben comunicati e impegnarsi per tutta la legislatura adesso regionale a realizzarli. Quando hai tantissimi soggetti, fai un cartello elettorale, puoi vincere, puoi anche gestire il potere, gli apparati clientelari, lo vediamo anche qui la giunta uscente. Voi pensate che nelle ultime settimane sono stati nominati 18 dirigenti sanitari che aspettavano lì da tempo di essere nominati, si è sbloccato tutto un meccanismo, si sono avviati, come dire, tantissime iniziative anche in termini di finanziamenti, piccoli finanziamenti a destra e a manca. Un sistema clientelare ha un corto respiro, noi siamo per una politica in cui prendi impegni chiari e li realizzi. Presidente, sì, solo due domande e poi lasciamo il Presidente. Insomma, la vittoria di ieri, Presidente, in Sardegna, anzi di questa notte, insomma, in Sardegna è propedeutica per altri patti, insomma, mi riferisco alla Basilicata, al Piemonte, cioè il campo largo, il campo giusto ha una sua reale concretezza e determinazione a partire da oggi.
Ma noi lavoriamo sempre per realizzare un campo giusto, cioè lavoriamo sempre per costruire un progetto serio, solido, concreto e farlo ovviamente con altre forze politiche civiche, ma che siano compagni di viaggio affidabili. Non possiamo prendere un impegno con i cittadini sapendo che abbiamo compagni inaffidabili oppure che abbiamo fatto finta di essere d'accordo, sorvolato su alcuni temi e il giorno dopo ci dividiamo. Noi non andiamo a governare tanto per gestire il potere. L'obiettivo del Movimento 5 Stelle è governare per realizzare cambiamenti, per realizzare riforme a misura dei cittadini. Presidente, un'ultima cosa, poi la lasciamo perché poi le considerazioni di carattere nazionale rischiano un po' di mettere, insomma, come dire, un po' in ombra la vittoria di Alessandra Todde. La conosciamo tutti, lei la conosce meglio di noi. Cosa porterà Todde alla Sardegna? Alessandra Todde, che ha lavorato ovviamente con me, lo sapete, come anche vice ministro dello sviluppo economico e come vicepresidente del Movimento 5 Stelle, porterà senz'altro un grande amore per la sua terra, vero, sincero, autentico. È una persona onesta, seria, quindi non sta lì per amore del potere o dei propri destini personali e porterà tanta competenza e dedizione. La conosco bene da questo punto di vista e lo garantisco. E allora, Presidente, grazie per essere stato con noi stamattina ad Agorà, insomma, complimenti. Presidente, come se la cava con i palleggi? Roberto, vogliamo provare? Se il Presidente vuole, vediamo. Perché io ne ho fatti 2 di fila. Io ne ho fatti 2, più di 2 le può fare. Questa è una cattiveria di un romanista, perché di primo mattino, così, abbiamo dormito qualche ora. Tra l'altro sono arrugginito, non tocco un pallone, non so da quanti mesi. Vediamo. 1, 2, 3, ecco, basta, sconfitto, già battuto no, Giuntella. Già battuto Giuntella, grazie. Mi ha massacrato. Grazie davvero, grazie anche a te, insomma, Tommaso, grazie al Presidente Conte per essere stato con noi stamattina ad Agorà.